Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, nella suggestiva cornice del chiostro di Santa Maria delle Consolazioni a Este, si è svolta la presentazione del corso di ceramica creativa, finalizzato alla realizzazione della Cena delle 100 ciotole. Il progetto, ideato dalla Fondazione Accademia dell'Artigianato, vuole formare giovani neodiplomati alla tradizione estense della ceramica, dal disegno al pezzo unico allo sviluppo seriale. Riccardo Biavati, ceramista e docente del corso, ci parla dell'iniziativa. Siamo qui ad Este a presentare in questo bellissimo posto il progetto che si chiama appunto La Cena delle 100 ciotole e prevede per i corsisti che intendono partecipare appunto una fase di progetto ed esecuzione di tutta la stoviglieria necessaria per una cena evento da tenersi in Este. Tutta la stoviglieria verrebbe progettata e caratterizzata con elementi riconoscibili del territorio di Este. Un progetto nuovo, un progetto che si avvale naturalmente delle maestranze di Este e soprattutto quelle della fabbrica di porcellana del dottor Fadigati, che ha messo a disposizione i locali e anche la sua esperienza per poter appunto produrre un numero notevole di ciotole, ma non solo, di pentole da portata, di portalumi eccetera, per questa cena evento. Naturalmente si tratta di un progetto di formazione ai lavori dell'arte, quindi indirizzato a giovani che vogliono intraprendere questo magnifico mestiere, ma anche indirizzato a chi semplicemente per passione vuole avvicinarsi alla ceramica. Giovanni Battista Fadigati ci dà il suo punto di vista di imprenditore di Este Ceramiche Porcellane. Noi come Este Ceramiche stiamo appoggiando il progetto di Biavati che abbiamo conosciuto qualche anno fa per poter portare a termine la fabbricazione di queste ciotole che serviranno per una grande e importante cena. Noi mettiamo a disposizione tutta la parte tecnica di impasti, di materiali, la cottura e l'esperienza della fabbrica, che è un'antica fabbrica che è nata a metà del Settecento e che opera in Este, nel centro storico di Este, e ha personale altamente specializzato e qualificato per questo tipo di lavorazioni. Per cui uniamo la creatività di Biavati con le nostre capacità tecniche e tecnologiche di produzione. Il corso verrà attivato dalla Fondazione Accademia dell'Artigianato il prossimo settembre. Gli interessati sono ancora in tempo a ricevere maggiori informazioni sul corso.